Giovedì 17 novembre 2022, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e del canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine del Gazzettino e del Corriere delle Alpi. Cominciamo con il Gazzettino di Belluno, ecco come si apre l'edizione di oggi: omicidio, suicidio, mistero su dinamica e movente. Accertamenti in corso, coinvolto anche il RIS di Parma. Anche se il quadro investigativo sembra definito, c'è qualcosa nel terribile omicidio-suicidio avvenuto martedì a Pellegai che deve essere ancora reso leggibile. Serve l'analisi delle prove, è stato coinvolto anche il RIS di Parma, il reparto dei carabinieri è considerato la massima autorità nelle indagini scientifiche. Vanno infatti verificate le impronte digitali sull'arma del delitto, quel coltello con cui Aurelio Monestiera avrebbe prima ferito a morte la madre, Antonia Schiocchetto, 88 anni d'età, per poi affondare la lama nella propria gola. Tutto sembra scritto all'apparenza, eppure sulla dinamica che molti danno per scontata prima di mettere la parola fine servirà avere la certezza della scienza. Quello che invece è certo è il fortissimo legame tra Aurelio e la madre, il probabile disagio per l'Alzheimer di cui lei soffriva, rapporti familiari complessi, tanto che ieri la figlia dell'omicida, Letizia, ha scritto sui social un messaggio d'amore per il padre molto forte. L'approfondimento di Marsiglia Scarton da pagina 2 a pagina 3. Frontale, muore il rugbista del Feltre. Altra notizia che riguarda una tragedia avvenuta nella nostra provincia. Salvatore Stefani di Mogliano aveva 20 anni, era alla guida del furgone della Vipa, azienda di Anzù per cui lavorava. Una vittima di 20 anni e feltrina chiusa per 6 ore. Il bilancio dell'incidente accaduto ieri verso le 11:45 a Quero. Nello schianto ha perso la vita Salvatore Stefani, classe 2002, originario di Mogliano Treviso ma residente a Feltre, dove lavorava per la Vipa di Anzù e dove giocava per la prima squadra di rugby. Il giovane era alla guida di un furgone dell'azienda, era diretto verso Feltre quando all'altezza di una semicurva si è schiantato contro un autocarro proveniente in senso opposto. La strada era resa viscida da una pioggerellina sottile che potrebbe essere stata la causa del sinistro, un impatto che non ha lasciato scampo al giovane, deceduto sul colpo dopo aver perso anche un braccio. Il suo furgone infatti è stato sventrato in due dall'urto contro lo spigolo del rimorchio. Qualcuno ha filmato il macabro teatro e il video corre sui social. Il sindaco Zanolla chiede interventi urgenti sulla 348, l'approfondimento a pagina 9. E la foto di copertina è dedicata alla scomparsa di Salvatore Stefani, scomparsa dovuta da questo incidente avvenuto sulla Feltrina, e lo vediamo in questo scatto con la divisa del rugby. Feltre attualmente primo in Serie B. L'approfondimento a pagina 9. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Marmolada riaperta, cosa cambia per rifugi e piste? L'approfondimento a pagina 11. Milano Cortina 2026, la pista di bob non si ferma ma c'è chi teme perfino lo scippo del curling. E ancora allarme casi Covid, chirurgia dimezzata. All'ospedale di Feltre si torna a fare i conti con il Covid. Nelle scorse ore infatti sono stati registrati alcuni casi di positività nel reparto di chirurgia del Santa Maria del Prato. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi, in questo caso notizia identica che troviamo in primo piano: schianto a Quero, muore a 20 anni contro un tir. Il rugbista di Feltre rientrava da un giro di consegne con il furgone, Totò amato in campo e fuori infondeva serenità. L'approfondimento di Curto da pagina 18 a pagina 19. Foto di copertina che ci porta a Pellegai, l'autopsia non serve, confermato l'omicidio-suicidio. Un ultimo saluto a Mela domani pomeriggio o sabato mattina, sono queste le date più probabili per i funerali ancora da fissare di Aurelio Monestiere e della madre Antonietta Schiocchetto. Non è stata disposta l'autopsia, l'ispezione esterna ha confermato l'omicidio-suicidio. L'approfondimento, di Cristina Contento a pagina 21. Verso i giochi, il CONI rassicura, il bob a Cortina, le Olimpiadi non emigrano. E ancora mondo dell'economia bellunese, Marcolin, 250 milioni per il marchio Tom Ford, un investimento da 250 milioni di dollari per entrare nell'operazione che porta Estée Lauder a rilevare Tom Ford, assicurandosi così la licenza perpetua del marchio americano per quanto riguarda gli occhiali. Marcolin SPA, gruppo bellunese dell'occhialeria, già licenziatario di Tom Ford Eyewear, con questo investimento si aggiudica un rapporto di licenza perpetua per il marchio americano.
Ancora da Borgo Valbelluna, ammortizzatori in scadenza, nubi sul futuro di 180 dipendenti dell'ex ACC. La cassa integrazione scade a fine mese, nessuna certezza dal Ministero, appello delle istituzioni, i sindaci spaventano il rischio di licenziamenti alla fine dell'amministrazione ordinaria. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamo al cesso interno, breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Pagina 2, il vertice in Indonesia, Meloni, presidente del Consiglio italiano tra i due mondi, nell'ultimo giorno a Bali vede Xi e incassa il sostegno di Biden sul gas scontato, resta il gelo con Macron sui migranti, ci siamo concentrati su altre questioni, questa è la sua dichiarazione. In retroscena, la via della seta di Georgia tra affari e diritti umani, primo incontro da 3 anni e invito a Pechino, l'obiettivo rilanciare i commerci, la Premier resta nel solco degli Stati Uniti, cooperazione economica ma no a cambi di campo, e troverete appunto anche due grafici che rappresentano i rapporti tra Italia e Cina e l'export dell'Italia verso Cina, quindi import ed export, dati che potrete approfondire in questa pagina del Corriere delle Alpi. L'invasione dell'Ucraina, pagina 4, l'incidente in Polonia, Varsavia chiarisce la dinamica missile della contraerea ucraina, Kiev insiste non ci appartiene, la Russia attacca, reazione isterica. Pagina 6, l'episodio a Marghera, la denuncia dell'atleta azzurra controllata sul bus perché nera. Pavan, mia mamma l'ha fatta passare, a me si è rivolto in modo sprezzante, l'azienda di trasporto arriva Veneto, avvieremo un'indagine interna. Capita spesso su un autobus al Lido di Venezia, una signora mi ha chiamata scimmia, questa è la dichiarazione di Rebecca Pavan che vediamo in questo scatto durante un salto in alto, la sua specialità. Ancora dal Veneto, problemi della sanità, fra un mese in servizio 250 medici di base, l'assessore Lanzarin rassicura i pensionamenti dei sanitari di famiglia saranno compensati dai nuovi diplomati. Ancora dal Veneto, la sanità dell'eccellenza, il progetto nuovo hospice pediatrico, una raccolta di fondi per aiutare a costruirlo. L'iniziativa presentata a Padova si articolerà su un polo composto da 3 strutture, oltre all'accoglienza anche spazi dedicati alla formazione e per ospitare i genitori. Si parla ancora di sanità in questa edizione del Corriere delle Alpi, sanità che riguarda il Veneto, pagina 9, i protagonisti Lia, Adam e Gabriele, per noi un riferimento. La testimonianza di 3 adolescenti e gli scherzi con Moreno Morello, Benini, previsto un aumento del 5% dei bambini con queste patologie. Le persone non mi fanno domande per non creare imbarazzo, ma non mi dà fastidio, da quando faccio sport la mia vita è cambiata, è fondamentale. Le storie raccolte da Simonetta Zanetti vi aspettano a pagina 9. Sempre dal Veneto, omicidio a Vittorio Veneto, giovane aggredisce il papà sul divano e lo ammazza a sprangate e pugnalate. Delitto nella notte in via Rosolena, la vittima è Francesco De Felice, 56 anni, ufficiale dell'esercito, arrestato il figlio 24enne. Il ragazzo dava segni di squilibrio da mesi, la tragedia sotto gli occhi della mamma. E adesso passiamo alle notizie che riguardano la provincia di Belluno, pagina 11, economia. Marco Lin investe 250 milioni di dollari, il marchio Tom Ford per gli occhiali è suo. L'azienda bellunese sigla un accordo di licenza perpetua partecipando al passaggio del brand al gruppo Estée Lauder. Battuta la concorrenza del gruppo Kering, nell'operazione entra anche Zegna. Passiamo a pagina 12, notizie che riguardano il capoluogo, la pista di ghiaccio all'ombra del Duomo per tagliare i costi. Roccon, non batte il sole così evitiamo il dosso per i cavi, risolto il problema delle infiltrazioni, l'acqua sarà canalizzata. E sempre dal capoluogo, domani in senso alternato sul ponte alla Veneggia, riunioni in comune, vademecum per i privati e parcheggi senza auto, il piano per le nevicate. Passiamo a pagina 13, Marmolada, il ghiacciaio riapre ma discese vietate per gli sci alpinisti, pericolo valanghe. Oggi il sindaco di Canazzei dovrebbe firmare l'ordinanza, ci sarà il via libera alla sistemazione delle piste da sci. E sempre a proposito di turismo invernale, Ponte dell'Immacolata e vacanze di Natale, c'è il boom di richieste, in montagna già è coperto il 70% dei posti. E gli impiantisti con gli occhi al cielo, temperature giù, si può sparare, previste deboli nevicate tra la giornata odierna e domani mattina.
Passiamo a pagina 14, il sogno di Elisa è realtà, la scuola Iolandre accoglierà 110 bambini. Inaugurata ad Ankara-Kheli, Madagascar, la struttura bellunese, fino al 25 novembre un mercatino malgascio per raccogliere fondi. E vediamo appunto in questo scatto, perché ci sta guardando da Facebook o YouTube, i bimbi di Ankara-Kheli nella nuova scuola, a destra in alto Elisa Dalla Rossa in Madagascar e sotto la scuola realizzata appunto grazie alla solidarietà dei bellunesi. Notizia di spalle, commercio, il comune tuteli i piccoli negozi, un freno ai grandi centri di vendita. Delibera di indirizzo dell'opposizione preoccupata dalle voci sull'ex Invensis. Siamo a pagina 15, lupi in pieno giorno in mezzo alle case per pecore uccise a Levego. L'attacco del branco è avvenuto martedì mattina dopo le 7, gli animali erano in un recinto elettrificato con un cane. Notizia di spalle, a Damiano al tavolo sulla sicurezza, diamo un segnale, le istituzioni ci sono, l'assessore e le forze dell'ordine sono con noi, la questione stasera in commissione. Spostiamoci a Feltre con pagina 16, la bolletta dei rifiuti in arrivo alla Tari, aumento tra il 5 e l'8,9%, l'amministrazione rincari i contenuti, il costo del servizio è di 2.136.000 euro, il tributo tiene conto del numero di componenti e della grandezza della casa. Sempre da Feltre, Ricci, farmacia trasferita non per il centro chiuso, l'attività è in via Trevigiana già dal 2013. E ancora da Feltre, scambio di auguri e cena per il quartiere Castello, le iscrizioni sono aperte, l'appuntamento è per questo venerdì. Andiamo avanti con le notizie che riguardano la provincia di Belluno, siamo a pagina... andiamo avanti perché c'è un inserto dedicato all'economia. Eccoci, siamo a pagina 17. Amici e tanti feltrini all'addio ad Almolin, era instancabile, ci spronava a fare di più. Ieri pomeriggio in Duomo i funerali dell'ex manager dell'USL di Feltre e appassionato studioso di storia locale. Santella lascia il consiglio comunale, adesso tocca a Costantini. Il sindaco di San Gregorio Nicola Viecide rimescola incarichi e deleghe. Il nuovo entrato si occuperà di attività produttive, ambiente e bilancio. Gli impegni di lavoro rendevano difficile conciliare l'attività con la maggioranza. Questo appunto il motivo delle dimissioni di Stefania Santel per quanto riguarda il consiglio comunale di San Gregorio nelle Alpi. Ancora dal Feltrino si rende il Grappa, giovani lettori in auge alla libreria 4 SAS. Sovramonte, spettacoli del mistero con camminata e teatro. L'appuntamento è per questa sera dalle ore 18:30. E adesso la notizia che ha aperto questa edizione del Corriere delle Alpi e che ha aperto anche l'edizione del Gazzettino di Belluno, purtroppo con una tragedia avvenuta a Quero. Siamo a pagina 18, si schianta con il furgone contro un tir, rugbista ventenne muore sulla Feltrina. Salvatore Stefani tornava da un giro di consegne, ha sbandato in curva, violentissimo l'impatto, non gli ha lasciato scampo. Lo schianto è stato violento e devastante, all'arrivo dei soccorsi il giovane era deceduto. E appunto vediamo in questi scatti lo scontro tra il camion e il furgone che era condotto appunto dal giovane Salvatore Stefani che purtroppo, lo avete sentito, è venuto a mancare sul colpo. Era sbarcato a Feltre per studiare, diplomato all'agrario della Lucia, da Mogliano al Convitto, con la scuola un'esperienza di stage in Irlanda. Il preside Busetto, grazie al suo carattere, tutti gli volevano bene. Salvatore si era fatto amare e apprezzare da compagni di scuola e da tutti gli insegnanti, così come da quella famiglia in Irlanda a Cork, dove aveva trascorso un periodo di stage lavorativo legato all'Erasmus, che aveva convinto la famiglia che l'aveva ospitato ad offrirgli un lavoro stabile come cuoco. Totò non aveva accettato, voleva tornare in Italia, ma proprio nelle scorse settimane, chiacchierando con gli amici del rugby Feltre, aveva accennato all'idea di tornare la prossima estate, forse per riallacciare i legami con quella stessa famiglia, forse perché aveva qualche altra opportunità. Impegnato, serio, sempre positivo, Totò stimato in campo e fuori, intraprendente e volitivo, dopo aver completato gli studi si era subito reso indipendente prima dell'impiego alla Vipa, una stagione al lavoro nella fabbrica di birra di Pedavena. E sempre in merito a questa tragedia, Spodello da noi aveva una seconda famiglia, ovviamente in questo caso il rugby Feltre, un gigante buono, un pilastro non solo per il ruolo di pilone che rivestiva in campo, ma soprattutto per il carattere e la personalità di sostegno sia per i compagni che per l'ambiente. Il presidente del rugby Feltre, Paolo Spodello, descrive così Salvatore Stefani, tragicamente scomparso ieri in un incidente stradale sulla strada feltrina.
Il cordoglio, Fusaro, sindaco di Feltre, un grande dolore per la morte di Salvatore, e sui social strada chiusa 6 ore e piovono le critiche. I social canalizzano il dolore di chi conosceva il giovane ventenne morto ieri sulla Feltrina, ma anche di chi, utente della strada, mette all'indice una viabilità non più al passo con i tempi, senza sottacere che poi spetta a chi ha le mani sul volante e il piede sull'acceleratore tenere una condotta adeguata. Prevalgono i messaggi di semplice cordoglio, come quello della Dolomiti Bellunesi, che nella sua pagina dedica un pensiero speciale al giovane deceduto poche ore prima, abbracciando idealmente il Rugby Feltre, società sportiva che di fatto era la seconda famiglia di Salvatore. Siamo a pagina 20, Borgo Valbelluna, cassa non rinnovata all'ex ACC, nubi sul futuro di 180 lavoratori. L'ammortizzatore scade il 30 novembre e dai ministeri non arrivano certezze, i sindacati rischio di licenziamenti alla fine dell'amministrazione straordinaria. Appello alle istituzioni perché si convochi in tempi stretti un tavolo a Roma. Ancora dalla Valbelluna, Limana, GSP ha modernato il depuratore di San Poi, Sedico, autovelox di Candaten, motivazione depositata. E ancora Sospirolo, ANA, impegno a tutto campo guardando ai più giovani. E adesso a pagina 21 l'approfondimento del Corriere delle Alpi in merito alla tragedia avvenuta a Pellegai, frazione del comune di Borgo Valbelluna, avvenuta martedì pomeriggio. Aurelio Antonietta, ultimo saluto a Mel. L'ispezione conferma l'omicidio-suicidio, nessuna autopsia. La procura ha disposto il solo esame esterno sui corpi di madre e figlio eseguiti ieri in mattinata. L'ultimo saluto ad Antonietta e al figlio Aurelio domani pomeriggio o sabato mattina per entrambi a Mel, e ieri non erano stati ancora fissati i funerali di Aurelio Monestier, 56 anni, di Pellegai, ma residente a Meano, e della madre Antonietta Schiocchete, di 88. La procura di Belluno non aveva ancora rilasciato il nulla osta per la sepoltura, ma entrambi potrebbero essere al centro di una cerimonia unica in paese e anche sepolti nello stesso cimitero. Le salme saranno restituite alle famiglie probabilmente oggi, al massimo domani. Non che l'indagine abbia qualcosa da approfondire ulteriormente rispetto a quanto fatto emergere martedì dopo il ritrovamento dei corpi del locale deposito davanti all'abitazione in via Pellegai. Non ci sono dubbi sul fatto che l'anziana donna sia morta colpita all'addome da un fendente vibrato dal figlio Aurelio, che si è tolto la vita subito dopo e nello stesso locale. Non ci sono dubbi neanche sul fatto che l'arma sia stata l'unica ad essere usata e sia stata causa della morte di entrambi. Non c'erano perplessità martedì pomeriggio, la conferma non è mancata da un ulteriore esame, è venuta infatti anche dalla ispezione cadaverica che è stata disposta dalla procura di Belluno ed eseguita ieri mattina dal medico legale incaricato all'ospedale di Belluno. L'anziana soffriva di Alzheimer, una preoccupazione terribile per il figlio. L'affetto delle due comunità, la famiglia colpita dalla tragedia. Elena Vieceli, comitato del Ciclamino, siamo nella frazione di Meano, comune di Santa Giustina, esprime solidarietà, persone attive nel nostro paese, a loro la nostra vicinanza. Da Meano a Borgo Valbelluna corre lo sconcerto, anche il parroco preferisce restare in silenzio. Siamo a pagina 22, l'Alpago unito per ripartire dopo gli anni della pandemia, presentata la rassegna Restart dedicata alla solidarietà e al sociale. Il sindaco Dal Borgo, sindaco del comune di Chiesa d'Alpago, musica e iniziative per dare nuovi stimoli ai nostri giovani. Tambre, via i vecchi pali della corrente, arriva l'elicottero a toglierli. Ancora a Longarone, un nuovo punto vendita e una birra buona con la canapa bellunese. Siamo a pagina 23, Alleghe e Palaghiaccio riaperto dalla prossima settimana, l'annuncio del sindaco Danilo De Toni, pronti a riaccendere le macchine, sforzo fatto senza aiuto né pubblico né privato. Agordo, ladro entra di notte alla pizzeria Gordina, quarto colpo in pochi giorni in centro, sparito il fondo cassa, l'uomo ripreso dalla telecamera ha usato la chiave di scorta. Taibon, ripetitori su Darion senza corrente, radio e tv mute. Protesta il patrone di Radio Più, Mirko Mezzacasa, Enel solamente affisso manifestini a Voltago senza avvisare noi operatori. Cenceniche, Soppelsa rassicurato sulla Ponte Servizi. Il sindaco di Ponte nelle Alpi Paolo Vendramini e l'amministratore unico di Ponte Servizi Collarin mi hanno dato ampie rassicurazioni sullo stato di salute di Ponte Servizi e sull'assenza di qualsiasi criticità, presentando all'opposto una situazione operativa positiva e in crescita. Siamo a pagina 24, Cortina verso il 2026, parliamo ovviamente delle Olimpiadi invernali. Il CONI conferma, pista di bob a Cortina, le Olimpiadi non usciranno dall'Italia. Il presidente Malagò ha risposto a Zaia che aveva chiesto rassicurazioni su una possibile fuga a Innsbruck. L'assessore Gates del comune di Cortina d'Ampezzo, i tempi dei cantieri in ritardo, chi lo dice sostiene delle fesserie.
Ancora da Cortina, retromarcia sul trasporto pubblico, ora il comune si affida a un legale. Continuiamo con Domegge, noi giovani cadorini inascoltati, la consulta lamenta indifferenze, l'istituzione attiva da 3 anni mortificati dall'assenza di dialogo e di fruttuosa collaborazione. Notizie anche da Valle Offeri, i problemi sono molti ma c'è massima disponibilità, la replica di alcuni primi cittadini. Caligaro, noi diamo le strutture e Casagrande possiamo affidarle la gestione della biblioteca. Una risposta quindi in merito all'appello lanciato dai giovani della consulta che appunto lamentano indifferenza dalle parti amministrative del Cadore. Pieve, la magnifica ruola studenti come reporter, Domegge, il mercatino trasloca nella piazza, tutto questo dal 3 di dicembre. Dalla rubrica Cultura e Società, la prima della stagione, la Fenice apre con Falstaff Chung, il Verdi più grande. Passiamo allo sport bellunese, Graziani, 100 in Serie A sono un vecchietto nella giovane Darold. Volley, lo schiacciatore vuole festeggiare domenica con il Savigliano, ricordo bene il debutto con il Siena nella trasferta alla Spezia. Hockey Alps League, Cortina torna in campo alle 20:30 all'Olimpico gli austriaci del Kitzbühel. Ancora sport, calcio Serie D, domenica il Levico al Polisportivo, Dolomiti, Tuneti sempre in prova con Mister Zanin, Virvilas in panca in Baltic Cup. Coppa Veneto, Ponte Alpi e Refrontolo servirà il sorteggio campo. E ancora calcio eccellenza, Limana Cavarzano, nebbia in campo eppure nel risultato 1-3 il risultato finale tra Limana Cavarzano e Porto Mansuet. L'Italia vince contro l'Albania, prove di futuro per la nazionale, un gol firmato da Di Lorenzo e 2 da Griffo, protagonista della gara, timori per l'infortunio di Tonali. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Cielo nella prima parte della giornata molto nuvoloso, coperto e poi parzialmente nuvoloso con spazi di sereno anche significativi, nonché dal tramonto alcune probabili nebbie a bassa quota. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio BM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.